Mail che arrivano numerose, ma molto spesso scrivete troppo poco. Adesso proviamo a rispondere con il nostro notaio Chiara Mingiardi al signor Paolo Villas, non sappiamo da dove scrive, per cui signor Paolo, scrive sintetico. Nel caso volessi lasciare i miei beni a mio figlio che è già sposato e all'altro figlio che è ancora minorenne, come posso fare? Cioè, non si capisce se il signor Paolo vuole fare una donazione, se vuole lasciare l'eredità ai suoi figli, cioè è un po' impasticciata forse. Ecco, sì, in effetti ci ha detto un po' poco, però sicuramente, visto che glieli vuole lasciare, non glieli vuole vendere, glieli vuole in qualche modo, in senso tecnico, regalare. Visto che ci pone questa domanda adesso, immagino che forse, visto che ci dice che è minore e noi ci aspettiamo una vita lunga per il figliolo, non vorrà darglieli per testamento, ma immagino glieli vuole dare ora. Quindi forse glieli vuole donare. Magari lui si chiede: lo posso fare visto che uno è maggiorenne e l'altro no? Allora, innanzitutto vediamo di capire cos'è una donazione. La donazione è appunto un atto con il quale io arricchisco una persona, quindi gli lascio dei beni senza che lui mi dia un qualcosa in cambio, proprio per uno spirito, appunto, si dice, di liberalità. Ovviamente è un atto importante perché io mi depaupero di un bene che ho io, no? Tanto vero che la legge richiede una certa solennità, cioè anche dei testimoni e l'atto pubblico. Si può fare ovviamente anche se un figlio è minore. Il problema qual è? Che una persona minore, per qualsiasi atto, non solo quello di donazione ma anche per una compravendita, ha bisogno di qualcuno che lo rappresenti, perché non esprime da solo le sue volontà, ma normalmente c'è la patria potestà dei genitori, quindi i genitori stessi accetterebbero la donazione per lui. Quindi la domanda che lui si pone è corretta: come faccio io, che voglio donare, a dare un qualcosa a mio figlio che sono io stesso a rappresentare? Certo. Come posso fare? In Italia è previsto un sistema di autorizzazioni, devo ricorrere al giudice, il giudice ravviserà se c'è eventualmente un conflitto di interessi o semplicemente un impedimento e magari incaricherà l'altro genitore o un curatore, ma è sicuramente possibile che lui lasci questi beni. Che succede se ad avere diritto all'eredità sono due figli, uno maggiorenne e uno minorenne in generale? Nel caso, diciamo, volesse mantenere la proprietà finché gli dà niente. In realtà non cambia nulla. Ritorniamo al discorso di prima, cioè un minore può ricevere un'eredità, però chiaramente, solo che dovrà accettarla previa autorizzazione del giudice. Ne entrano in possesso chiaramente quando sono maggiorenni. No, in realtà non è vero questo. No? Diciamo che il minore è obbligato per legge ad accettare, si dice, l'eredità con beneficio di inventario. Perché? Poiché non è in grado di valutare da solo se sta ricevendo un bene o, tra virgolette, un male, cioè un'eredità con dei debiti, bisogna fare l'inventario per vedere se l'eredità è passiva o non passiva, ma sempre per il tramite dei genitori, quindi di fatto prenderanno in possesso i genitori che hanno la patria potestà. Volesse prendere il possesso, mettiamo che mi danno una casa e io sono un minore e me la donano, la posso prendere, ci posso andare o no? No, devo aspettare. Le faccio questa domanda: se un figlio di 12 anni può prendere e andare a vivere in una casa? Sempre se i genitori... di 17 sì, però... di 17 sì, ma il concetto è uguale, cioè sono sempre i genitori in un certo qual modo a consentirglielo, assolutamente, insomma prenderanno la casa per il figliolo e poi se il figliolo magari ci abita sicuramente lo può fare, insomma non è un problema. Chiarissima, solare, biondissima come al solito la nostra Chiara Mingiardi, che ritroveremo sotto vostra chiamata, però mi raccomando, queste email ci devono scrivere di più. Un pochino di più, un po' più precisi, qualche informazione in più, poi noi le esaminiamo, no? Quindi non c'è problema, se anche sono un po' più lunghe va bene. Non guasta, community.italia, qualche elemento in più. Sono delle email, quindi potete scrivere quanto volete.